Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale di Volpago del Montello. Stiamo per seguire la gara che è sicuramente una dei match clou della giornata. Quest'oggi è il campionato di eccellenza, 7ª giornata di andata, ed in campo ci vanno i padroni di casa del Prodeco Montello, del Montello, scusatemi solo, e del Porto Gruaro Calcio. Allora andiamo un'occhiata alle due formazioni mentre le squadre sono già a campo, pronti per salutare il pubblico e per scegliere il campo. Porto Gruaro Calcia, maglia granata con Mason, Tomadini, Dodorico, Bertoia, Battiston, Zamuner, Costa, Scroccaro, Maccan, Giglio e De Anna. Questi gli 11. In panchina Andrea De Cecco porta Fovero, Brichese, Massaro, Minen, Venaruzzo, Cammozzo, Pavan, Facca e Della Bianca. Risponde il Montello in completa maglia bianca con Cavarzan, Radu, Biondo, Velardi, Bressan, Mognon, Casarotto, Bedin, Zanardo, Vettoretto, Selvestrel. In panchina con Marco Marchetti troviamo Scotton, Mazzaro, Bettiol, Vianello, Monteiro, Gansane, Sartor e Luongo. Questi i due 11 con relative appunto riserve in panchina, che saranno pronti tra pochissimo, quando arriverà il fischio dell'arbitro a dare il via alla gara. È una partita importante per quanto riguarda la zona alta e la zona bassa della classifica. Zona alta perché il Porto Gruaro deve rispondere insomma al Porto Mansuè, leggermente staccato il Sandonà, ma la lotta insomma secondo noi è tutta qui tra Porto Mansuè, Porto Gruaro e Sandonà. 14 punti il Sandonà, 16 il Porto Gruaro e il Porto Mansuè. La domenica scorsa intanto parte la gara, questa partita che vi dicevo ha sapore importante anche per la formazione di casa, che si trova un pochino inguaiata nelle zone basse della classifica. 3 punti per il Montello di Marchetti con Eclisse, Real Martellago ed Union QDP, sono tutte lì attaccate, quindi ancora per carità tutto aperto questa classifica, tutto aperto questo campionato, però è un campionato dove devi stare molto molto attento, un campionato durissimo, un campionato tosto. Primo attacco intanto del Porto Gruaro che viene in avanti, dà questa bellissima palla sul numero 9 Maccan, che poi vediamo, no, non si era alzata la bandierina. C'è intanto il primo calcio d'angolo guadagnato dalla formazione di De Cecco, va alla battuta, vediamo il battitore che è Giglio, e allora Giglio alla battuta di questo calcio d'angolo, il primo della gara, il primo della partita, il primo a favore del Porto Gruaro Calcio. Vediamo, ha chiamato lo schema, la mette dentro lunga e alta, il colpo di testa ancora rispedito in mezzo, ancora il tentativo di Maccan di cercare l'angolino, non lo trova perché Cavarzan è pronto e c'è un bellissimo rinvio con le mani oltre la metà campo per cercare di mettere in moto il numero 10 Vettoretto, che invece viene anticipato dalla difesa del Porto Gruaro. Porto Gruaro che ricomincia ma perde subito la palla, e allora ancora il Montello che sventaglia in mezzo all'area con Zamunera a fare buona guardia, a mettere fuori questa palla. Un po' di confusione per l'11 di Marchetti, che allora decide di ricominciare tutto da capo con il Cavarzan pronto a rigiocare questa palla. Maglia rossa completa per il portiere del Montello, maglia verde per il Mason, per il portiere appunto del Porto Gruaro. C'è Cavarzan pronto al rinvio, aspetta la posizione dei suoi, vede Zanardo che va di testa a spizzare per l'arrivo di Vettoretto anticipato dal suo diretto avversario, prova ad alzare il baricentro ed infatti se ne accorge subito il giocatore, il centrale del Porto Gruaro, che ha chiamato un po' l'alzata della linea difensiva, perché altrimenti si troverebbero tutti schiacciati in men che non si dica. E così è stato, perché c'è questa palla che va a terminare in fallo laterale con il rinvio con le mani di Tomadini, la spizzata, il colpo di testa di Maccan cercando di mettere in moto De Anna, non ci riesce. Allora dalla parte opposta riparte Radu che spinge sulla fascia destra del campo, ancora in avanti, ancora a cercare
lo scambio buono, Radu che la mette dentro, era buono lo scambio che era avvenuto tra Radu e Silvestrella, ancora Zanardo che conquista palla, guarda la posizione dei suoi e allora va a correre da Casarotto che poi viene anticipato, palla buttata fuori, però il Montello non molla, buona questa palla messa dentro per il tentativo di girarla di testa da Vettoretto, non riuscito, si arrabbia un pochino De Cecco sulla panchina del Portogruaro, sta vedendo il forcing iniziale del Montello e adesso gira ancora palla con Silvestrel, cambia tutto dalla parte di Zanardo che non riesce a tenerla. Paolo Zanardo, classe 82, è uno dei, tra virgolette, vecchi della partita, perché dall'altra parte risponde Dennis McCann, classe 84, ma tanta esperienza da ambo i giocatori. Eccolo Zanardo intanto del Montello, poi c'è il rinvio provato e contratto dal numero 11 Silvestrel che mette la palla sul fondo e allora il Portogruaro potrà riprendere con una rimessa in gioco effettuata dal suo portiere Mason, che poi si ferma perché non vede posizionati bene i suoi e allora opterà per una rimessa, per un lancio lungo. Vi ricordo che nel Portogruaro manca il giocatore, uno dei giocatori più rappresentativi insomma per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda anche il calcio locale, ha giocato in molte formazioni anche di categoria più alta ed è Favret che già un paio di settimane che è fuori, l'abbiamo visto prima sul terreno di gioco che provava qualche allungo, qualche riscaldamento, comunque non è in panchina nemmeno per quest'oggi. Riconquista palla da parte del Montello che viene in avanti ancora spingendo con Biondo verticalizza bene, un bel traversone sulla palla Vettoretto che va al tiro e va fuori di poco il tiro di Vettoretto al quarto minuto di gioco. Vettoretto mette paura al portiere Mason del Portogruaro, prima azione dei padroni di casa che in effetti sono partiti decisamente meglio rispetto al Portogruaro. Si è fatto vedere subito Vettoretto, ha conquistato la palla, il difensore del Portogruaro voleva il gioco pericoloso, così non è stato, è andato poi a riconquistarsi bene la sfera, un bel tiro, è finito a lato di poco. 5 minuti e 18 secondi di gioco qui al Comunale di Volpago del Montello, ancora con le due formazioni ferme sullo 0-0, con un buon Montello partito alla grande, partito bene, va a controllare questo pallone che lo lascia sfilare sul fondo Alessandro Battiston, anche lui uno di esperienza, classe 1980 Battiston. E allora ci prova ancora con il rinvio, adesso si può effettuare il rinvio all'interno dell'area di rigore. Zamuner alza la testa, guarda la posizione dei suoi, rischia un pochino, poi prova a ripartire ancora il Portogruaro, va a prendersi il fallo il giocatore numero 4 Bertoia, poi la sventagliata brutta del numero 6 Zamuner che permette ancora una volta al Montello di scendere e di portarsi in avanti. In fallo laterale la formazione ospite e allora con le mani i padroni di casa che vanno a far girare palla, vedete come provano a far aprire la retroguardia del Portogruaro che è già sistemata. Buono il tentativo di 1-2 di Paolo Zanardo con Vettoretto, non ci riescono i due e allora si riparte ancora una volta con l'impostazione che arriva da centrocampo. Si riparte con il gioco che va su Velardi che lo gira dalle parti di Andrea Biondo che prova ad andarsene, attenzione perché perdere qui palla poteva essere veramente sanguinoso, poi si rimette in piedi, la riconquista, subisce fallo e in effetti l'arbitro, è del mio stesso avviso, c'è il fallo, Paolo Zanardo che perora la causa di un cartellino giallo, ma così non è, l'arbitro giustamente è il primo fallo che viene effettuato. È un fallo di gioco, non è stato fatto con cattiveria, lo sta spiegando anche a Paolo Zanardo, calmo e tranquillo, dice a Bertoia. Questo è il primo avviso, questo è il primo avvertimento, quindi cartellini ancora rimasti nel taccuino del signor Carrisi che arbitra l'incontro della sezione di Padova, coadiuvato dai signori Rocco Sebastiano di Mestre e Carraretto Davide della sezione di Treviso.
palla che viene gettata in avanti in malo modo da parte dei padroni di casa, che devono rifugiarsi adesso nel cercare di contenere il Portogruaro, che con le mani comincia a far viaggiare De Anna, che cerca di andarsene sulla fascia sinistra del campo, viene messo a terra dal suo diretto avversario, si ferma lì e si riprenderà a giocare con il pallone che arriva adesso tra le mani e adesso tra i piedi del giocatore Zamuner, che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, poi gli ritornano la palla. Zamuner ancora ha dialogato con Bertoia, continua a dialogare con Bertoia e allora si va in avanti, buttata via però questa palla che scivola giù e non permette al Portogruaro di venire in avanti, bloccato anche però la ripartenza immediata, voluta, tentata da Marchetti, che lo sta dicendo adesso ai suoi giocatori. Blocca tutto, Portogruaro che va a ragionare ancora, sventagliata dalle parti di McCann, che la mette giù con il petto, dietro per trovare Tomadini. Tomadini ancora sulla fascia destra del campo, corre Giglio, però pallone che termina fuori, nulla da fare per la compagine di Portogruaro, che cerca piano piano di uscire guadagnare un pochino di metri. Si muove Giglio che cerca di andarsene, ma Vettoretto lo blocca lì. È un duello tra i due numeri 10, alla meglio Vettoretto perché subisce fallo da Giglio e allora si riprenderà a giocare con Biondo, pronto sulla palla a cederla al suo centrale, che poi ritorna da Biondo, rischiando anche qualcosina, perché attenzione a De Anna, velocissimo, e a McCann, che è un volpone, insomma, dell'area di rigore, quindi attenzione. Buona la spizzata di Zanardo, che non favorisce Vettoretto perché è stato anticipato da Tomadini. Palla in fallo laterale, si riprenderà con le mani a giocare con Biondo, che spinge su Vettoretto ancora, cerca di girarsi, è arrivato da lui la prima occasione della partita, poi Biondo spreca tutto. Attenzione, ancora un rischio calcolato da parte di Bressan, che rischia qualcosina, ma è buona la finta, altrettanto buona la finta dalla parte opposta di Costa, che cercava di andarsene ma blocca tutto il difensore Radu, che fa buona guardia, e allora può ripartire ancora una volta la formazione di casa. Vettoretto, velocissima la gara, attenzione, Paolo Zanardo si allunga un po' troppo il pallone, gli scappa viene in avanti ancora Zanardo, il capitano ha cercato di impensierire la retroguardia e ci stava riuscendo. Il Portogruaro prova a ripartire con McCann, che mette giù una palla per De Anna, molto bene, poi blocca tutto ancora il Montello, va alla caccia della palla McCann, che ha avuto uno screzio prima con il numero 7, si sono cacciati un paio di manate Casarotto e McCann. Manovra la formazione ospite con Zamuner per linee orizzontali, scende Giglio a prendersi la palla, la fa girare ancora su Zamuner, che vorrebbe la fascia destra del campo, ma Tomadini è salito troppo tardi secondo Zamuner e allora nulla da fare, con McCann che la spizza per De Anna, ma è troppo fuori. La palla è ancora preda della compagine di casa, con Paolo Zanardo che anche lui prova a spizzare per Vettoretto, ma non è che possa saltare e prendere qualsiasi palla, era decisamente fuori. Tomadini con le mani, McCann che la mette a terra con il petto, forse la palla era uscita, l'arbitro non coadiuvato dal guardialine, il guardialine dice che si poteva giocare, quindi buona questa palla. Riparte ancora Portogruaro fermato con Zanardo che fa partire nuovamente i suoi dalla parte opposta del campo. Radu, è sicuramente una bella partita, veloce quantomeno, non abbiamo visto fasi lente e di studio, due squadre che sono partite così subito. 11° minuto di gioco, quasi 12, con azioni da una parte e dall'altra senza risparmiarsi. McCann si controlla, McCann ancora guarda una buona palla che viene però riconquistata dalla formazione di casa, che riparte ancora con Paolo Zanardo che si incarica di impostare lui. Paolo Zanardo vede il portiere leggermente fuori, però insomma un po' velleitario questo tiro, tanto è vero che Mason lo controlla agevolmente, lo vede passare sopra la traversa e nessun problema. Però insomma Zanardo
ha visto subito uno spiraglietto e ci si è buttato in mezzo con questo pallone biondo. I due centrali della formazione di casa con Bressan e Mognon in avanti per il fuorigioco, alzata la bandierina perché Selvestrel era al di là di tutti, e allora si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte del portiere Mason, che cede palla subito a Zamuner per Tomadini, che non ci pensa due volte, fa impostare nuovamente Zamuner, che poi è costretto a fermarsi e andare per linee orizzontali a trovare Battiston. Sempre Battiston che manovra, palla ancora per Bertoia sulla fascia sinistra del campo per trovare Giglio, che viene a dare un po' di sostegno. Eccolo qui ancora Giglio che cerca di girarsi, trova però tutto bloccato, e allora riparte da dietro la formazione del Portogruaro con Scroccaro che va molto bene sui piedi del numero 11 De Anna, che viene bloccato poi più che altro con il fisico. Riparte Vettoretto per quanto riguarda la formazione del Montello, non si è accorto Zanardo che stava correndo dietro di lui sulla fascia, molto bene il suo attaccante, avrebbe voluto provare a pescarlo però non c'è riuscito. In questo caso però Portogruaro ancora che perde un pallone interessante, lo manovra giocando con Radu, palla che va su Casarotto ancora indietro, si arrabbia De Cecco in panchina del Portogruaro, va a trovare conforto dalla panchina a cui ha detto qualcosa. Adesso sbagliano invece in fase di impostazione il Montello, che ha effettuato questi primi 15 minuti a velocità sostenuta, ha rischiato anche di trovarsi in vantaggio. L'unica occasione sui nostri tabellini è proprio questa, con Vettoretto che è andato al tiro dal limite dell'area di rigore, andando vicinissimo alla trasformazione, vicinissimo alla rete. Adesso l'arbitro ne approfitta per richiamare anche Paolo Zanardo, che da capitano stava dicendo qualcosa, però insomma capiamo che Carrisi sta dicendo fischio io e non devo sentirti parlare, ha fatto questo gesto sempre, però Zanardo è così, quindi adesso c'è la punizione da parte del Portogruaro, tutti ammassati in area, quasi un trenino come lo si chiamava una volta, però cambiano adesso, vanno all'impostazione, ancora mette dentro questa palla, chiama palla e lo fa molto bene, Mason, scusatemi, lo fa molto bene Cavarzan, va alla possibile ripartenza con l'aiuto di Mognon, che poi scaraventa in avanti, il lancio lungo ancora all'indirizzo di Paolo Zanardo, che non riesce a raggiungere la sfera, che termina innocua tra le braccia di Mason. Ancora in avanti sempre Zamuner, si gioca con... Ecco, c'è stato un primo spostamento, possiamo vedere, con Tomadini che gioca un pochino più avanti, era partito più indietro, mentre ha fatto arretrare Scroccaro in posizione appunto difensiva. Vedete come è cambiato, aveva iniziato Tomadini, però pare che appunto De Cecco lo voglia un pochino più alto. Buono il traversone per cercare Costa, che cerca di girarsi 1 contro 1, Costa la mette dentro, c'è il tentativo di spizzata riuscita da parte di McCann per favorire il numero 8 Scroccaro, non riesce a portare a casa nulla di buono, Tomadini la rimette dentro molto bene, ma il colpo di testa è innocuo e termina sul fondo. Si potrà giocare appunto con ancora una rimessa in gioco da parte di Cavarzan. E adesso il quarto uomo in difesa del Porto è ritornato Tomadini, quindi era una sistemazione
Viene in avanti ancora la formazione di casa con Paolo Zanardo per linee orizzontali, ancora a servire Bedin. Bedin va sulla fascia, viene a sostegno Velardi che cerca di liberarsi di due uomini che ha davanti, poi Velardi va sull'1 contro 1, palla che viene messa dentro, Dodorico la mette fuori, allora riconquista ancora il pallone la formazione del Montello, guadagna un fallo il giocatore del Montello che va per le terre, e allora si riprenderà con una punizione che sarà battuta con molta probabilità, pensiamo, da Zanardo o da Vettoretto. Zanardo si sta avvicinando adesso a Vettoretto che è già lì, manca solo la sfera, manca solo il pallone, ecco che ne arrivano un paio, più di un paio, tre addirittura, adesso vengono gettati fuori, e sul pallone Zanardo, Vettoretto, Biondo. Sono i tre, vediamo chi deciderà e chi andrà alla battuta. Secondo me Zanardo, che potrebbe tentare un po' una foglia morta come si chiamavano una volta, vediamo, oppure Vettoretto con una fiondata per cercare di sorprendere Mason. Si attende il fischio dell'arbitro, 4 uomini in barriera per il Porto, va alla battuta Zanardo, eccola lì, tocca anche terra prima di arrivare tra le braccia di Mason, però bravo Mason perché nessun problema per questa punizione, una punizione appunto di Zanardo che non crea pericoli per Mason. Manovra ancora la formazione ospite che viene in avanti con questo pallone che poi termina in fallo laterale, e allora con le mani il Montello cerca di girarsi Selvestrel, non ci riesce, poi l'aiuto, qui subisce fallo Zanardo che è abile nel controllare palla, cercare di tenerla, di far giocare la squadra, di piazzarla a destra o a sinistra. Si danno il 5 i due giocatori, con mi pare Zamuner che abbia chiesto scusa a Paolo Zanardo. C'è la battuta di Biondo che va indietro ancora per Velardi che si è spostato dalla fascia destra, era venuto sulla fascia sinistra, adesso torna a prendere posizione in mezzo al campo, un po' un motorino del Montello. Questo è quello che piace a Marchetti, il modo di giocare con un motorino in mezzo al campo per cercare di, eccolo qui ancora il sostegno cercato per Bedin che non riesce a prendersi palla, poi Velardi, sempre lui, va a riconquistarla, eccolo Velardi ancora per il numero 2, questa volta Radu, dietro il pallone su Mognon, Radu si gioca lì, Velardi, non si muove nessuno e quindi è sempre più difficile cercare di far viaggiare poi questo lancio lungo che sì, dà l'ok Selvestrel, però palla che è stata un pochino gettata via, e Marchetti non ama questo tipo di giocate, vorrebbe sempre giocarla con palle al piede. Attenzione perché stava impensierendo il rinvio del Porto, spinge Tomadini sulla fascia destra del campo, Tomadini attende per metterla dentro, va sulla testa di McCann che fa la sponda molto bene, poi il tiro invece è da dimenticare di De Anna. Palla altissima con un'ottima azione che si snoda sulla fascia destra del campo, Tomadini che la mette dentro, un bel traversone, il colpo di testa, la sponda molto interessante e molto buona di McCann, ma il tiro invece di De Anna, Marco De Anna, numero 11 del Portogruaro, classe 98, termina altissima sul fondo della porta difesa appunto da Cavarzan. Il Montello spingendo guadagna una rimessa in gioco con le mani, e allora se ne occupa Radu, mi pare dalla parte opposta, si avvicina Velardi, poi la palla va invece ancora su Selvestrel che cerca di girarsi, marcatura asfissiante di Dodorico che non gli dà spazio, il cross termina letteralmente e direttamente in fallo di fondo. Potrà riprendere a giocare
con la sua maglia verde. Mason che cede subito palla al giocatore numero 6 Andrea Zamuner, che va per linee orizzontali, non trova nessuno, non vede nessuno davanti, perché Giglio mi pare un po' sparito dai radar in questo momento. Attenzione, buona l'azione, ma ancora una volta Costa spara altissimo sopra la traversa. Vi dicevo, Giglio lo vedo un po' fuori dai radar, non ha trovato ancora la posizione giusta e non ha ancora inciso sul match come sa fare, quindi vediamo se riuscirà. La bravura forse anche del Montello, insomma, di giocare dentro le linee e di darti questo tipo di problematica messa giù bene da parte di Marchetti, che è uno che le partite le studia molto. In avanti ancora il Portogruaro, che è però fermo nella propria metà campo, perché c'è il pressing alto da parte dei 3 giocatori di punta del Montello, che vedete uno alla volta vanno a pressare. Al centro va Zanardo, poi sulla fascia di competenza o Vettoretto oppure Casarotto. Alla parte opposta ancora il Porto che viene fuori con Bertoia va a complicarsi la vita in mezzo a 3, palla che rimane ancora del Portogruaro, che sventaglia bene per McCann, che di petto la mette a terra. Attenzione, McCann che non trova nessuno, invita a venire in avanti la fascia di competenza, poi va a posizionarsi in mezzo al campo, in mezzo all'area. Aveva cercato anche la deviazione, commette fallo. Sì, ha ragione l'arbitro, signor Roberto Carrisi della sezione di Padova, che ha visto molto bene. Si sta lamentando McCann, ma non c'è nulla da lamentarsi, si è posato sulle spalle, ha spintonato, quindi ha un po' fatte tutte, ma questo è l'attaccante, quindi se non fa questo meglio che stia a casa. Quindi bravissimo McCann in ogni caso. È pronto il rinvio invece per Cavarzan, portiere della formazione del Montello, che va al rinvio lungo oltre la metà campo, cercando e trovando per la spizzata Zanardo. Vettoretto che corre, una spinta di Tomadini ingenua, ma queste spinte oramai gli arbitri non ho mai capito se le lasciano, se le vedono. Qui secondo me non ha permesso. Qui c'era il fallo in gamba tesa ed è così. Per quanto riguarda lo stop al gioco, che viene con De Anna fermato dal gioco pericoloso del suo diretto avversario. Ancora Giglio alla ricerca della palla ma non la trova, poi viene in avanti Bertoia, che viene messo a terra sì da Zanardo, e allora si riprenderà con una punizione da circa 35 metri per il Portogruaro. Diamo un'occhiata anche al tempo per quanto concerne il minutaggio. Ci avviciniamo alla mezz'ora, siamo al 25esimo minuto di gioco. Sul pallone c'è Pietro Scroccaro, classe 98, che va alla battuta, coadiuvato da Matteo Giglio, che è a fianco a lui. Ha suggerito qualcosina adesso, vediamo cosa opterà Scroccaro o Scroccaro. Punizione, attende il fischio dell'arbitro, che arriva puntuale, va su Giglio, che poi male questo pallone, nulla da fare. Tomadini non ha bisogno di prendersi la palla, perché arriva il fischio prima per il fallo su Vettoretto effettuato da Costa, e allora si riprende a giocare con... È chiaro, deve fischiare l'arbitro. No, deve aspettare quantomeno, e poi con pallone non in movimento. Di esterno in avanti, ma esce bene Vettoretto, che si fa anticipare, poi la palla rimane lì, la prende ancora e va dalla parte opposta. Il gioco si snoda adesso sulla fascia destra del campo, con Radu che prova a puntare la fascia, va giù sulla fascia Radu cercando di trovare Zanardo, che viene anticipato. Nulla da fare, con pallone che viene rigiocato sempre dal Montello con Mognon e Velardi. C'è il fallo commesso da Dodorico, che mette a terra Paolo Zanardo. Si riprenderà con una punizione per la compagine di casa il Montello,
che di fronte ad un buon pubblico quest'oggi, richiamato dal valore del Portogruaro, che come vi dicevo ad inizio telecronaca è sicuramente una delle 3 squadre favorite per la vittoria finale, insieme a Porto Mansuè e a San Donà di Piave. Qui secondo me ci sarà la lotta appunto tra queste 3 formazioni. In avanti ancora a spingere il Montello, cercando ma non trovando il giocatore, prima il numero 6 Mognon e poi il numero 8 Bedin, anticipati entrambi. Si riprende a giocare il Portogruaro con i suoi difensori che provano ad impostare. Bertoia si ferma, poi la palla ancora per Giglio, che è costretto a venire quasi sulla metà campo per trovare palloni giocabili, e questo vuol dire che sono riusciti quelli del Montello a far rimanere senza palle giocabili il numero 10 appunto del Portogruaro. In avanti Vettoretto che va a prendersi il fallo da parte di Bertoia, che lo mette a terra, si riprenderà a giocare con Vettoretto che sventaglia bene dalla parte destra del campo. Radu torna indietro, va sul solito Velardi per Mognon, la mette dentro Mognon. Zanardo cerca di girarsi, poi non trova lo spazio, ancora Zanardo, palla tra i piedi, è buona, era buono, ma c'è il fuorigioco. La bandierina dell'arbitro del guardialine si è alzata giù in fondo. Il guardialine opposto alla tribuna centrale ha visto la posizione di Mattia Bedin dietro a tutta la linea difensiva della compagine ospite. Allora Tomadini, che prova a ripartire, va indietro nuovamente su Zamuner che offre palla a Scroccaro in avanti, palla rischiosa e poteva essere sanguinosa. Adesso deve cinturare Zanardo, che continua a chiedere l'ammonizione per i suoi avversari. Questa volta la ottiene, ammonito Bertoia. Ammonito il numero 4 Bertoia della compagine del Portogruaro. È la prima ammonizione, il primo nome che termina sul taccuino di Roberto Carrisi, l'arbitro di Padova. E stavo guardando McCann che se l'è presa con Scroccaro perché voleva che il giocatore verticalizzasse prima e potesse mettere in movimento appunto se stesso e gli altri giocatori della squadra. Bella la finta, molto bene Zanardo che va dalla parte destra del campo con Radu che si offre, poi Velardi la mette dentro, è buona. Zanardo che prova la rovesciata, vorrebbe il fallo, ma il fallo l'ha commesso evidentemente lui in gioco pericoloso, però insomma Zanardo ce li ha questi numeri e quindi ci ha tentato giustamente. Si riprende a giocare con Mason pronto a rimettere in gioco i suoi. È un Portogruaro che stenta a trovare e ad impostare il proprio gioco. McCann, attenzione perché forse parlo troppo presto, no? McCann poi viene fermato da Radu che spara via lontano dove c'è Battiston a prendere palla. Bertoia che arriva, Bertoia che verticalizza dentro, deve uscire il portiere, così è in effetti. Cavarzan va a prendersi la palla, il numero 1 in completa maglia rossa del Montello è pronto al rinvio con i piedi, un rinvio lunghissimo oltre la metà campo, quasi direttamente al proprio attenzione, al proprio pari numero dalla parte opposta. C'è stato poi tra l'altro anche un colpo di testa, una spizzata all'indietro di Zamuner che stava per complicare le cose al portiere. È andata bene, viene in avanti ancora Velardi, motorino autentico della squadra di Marchetti che gioca una splendida partita quest'oggi. Ha iniziato a 1000 e sta continuando a pigiare sull'acceleratore. Radu in avanti, va al tiro Radu e ha una bella botta da fuori Radu che si schianta però contro il corpo di un giocatore del Portogruaro. Dalla parte opposta allora a spingere Biondo per Paolo Zanardo, 1 contro 1, poi va in mezzo dove c'è il solito Velardi indietro, si riapre, però non sale il Portogruaro che rimane fermo lì.
vediamo se porta sulla linea. No, Zamuner nemmeno in questo caso. Adesso trascina i suoi fuori, ma forse è un pochino è troppo lento nel provare a risalire. Chiama palla Zamuner con il braccio alzato, viene a prenderla invece di anticipo Yuri Casarotto, altro giocatore interessante, classe 2001. Si arrabbia Vettoretto perché voleva la palla per lui, gliene ha dette 4 al giocatore. Suo compagno di squadra si alza dalla panchina e lo è stato sempre in piedi, Marchetti, che chiama i suoi. È un buon approccio di gara, si sono giocati adesso sì quasi 30 minuti, siamo quasi alla mezz'ora superata, anzi 32. Attenzione a questo cross per il solito tentativo. Qui c'era il fallo, l'arbitro lascia correre perché Zanardo riesce a toccare per Vettoretto che fa sportellate con 1-2 giocatori, poi arriva, attenzione perché rischia, attenzione perché sia Zamuner sia Costa hanno rischiato veramente grosso, perché spero che Vettoretto abbia saltato, presumo di sì perché non è rimasto a terra, però attenzione perché Zamuner e Costa hanno francobollato in maniera un po' pericolosina il giocatore di casa. Velardi non trova lo spazio per andare dalla parte opposta, lo trova invece adesso Bressan. Velardi, sempre lui, chilometri su chilometri per questo giocatore. Ancora Selvestrel che si gira bene, deve farla girare però dalla parte opposta. A questo punto Velardi capisce tutto, torna indietro, si arrabbia con Casarotto perché la cosa giusta da fare, glielo sta segnando adesso, era da andare dalla parte opposta del campo per cercare di aprire la retroguardia del Portogruaro. Colpo di testa ancora in azione difensiva, ma arriva come un falco McCann che prova a prendersi la palla, poi subisce il ritorno anche di Paolo Zanardo che va a prendersi la palla molto bene, gioca molto bene la formazione del Montello. Selvestrel, numero 11, che va indietro ancora per trovare Mognon. Selvestrel, Velardi solito, poi subito la verticalizzazione che non trova sbocchi, in avanti per Paolo Zanardo, ancora per Selvestrel, la palla è dentro per Vettoretto che fa sportellate con Zamuner, alla meglio Zamuner, e allora può ripartire il Portogruaro con la coppia qui sulla fascia destra del campo, Tomadini Scroccaro, che devono però fermarsi, cedere palla ancora a Bertoia che non sa dove metterla, va da Tomadini, va da Scroccaro e allora si prova ad andare su De Anna, l'1 contro 1, è forte in velocità De Anna, vediamo, ma la perde e poi commette anche fallo, l'arbitro lascia correre perché la palla stava terminando ed è terminata in fallo laterale. E allora con le mani Biondo per rimettere in gioco, ricominciare la partita. È una gara interessante, una gara molto bella anche del ritmo che abbiamo dato e state sentendo, gara veloce, esce bene la formazione del Montello, la formazione di Marchetti bene con Zanardo e Velardi, un classe 98 questo Velardi, Cosimo, Dennis, che però è un motorino autentico e una spina nel fianco per la compagine del Portogruaro. Si arrabbia Vettoretto ma l'ha toccata con il braccio e l'arbitro non ha potuto far altro che dare la punizione al Portogruaro, giustamente. Zamuner per Battiston, Bertoia, Tomadini viene indietro ancora su Zamuner, alza la testa, vede la posizione dalla parte opposta di De Anna che svaria da una parte e dall'altra. De Anna prima era sulla fascia destra, adesso è andato sulla fascia sinistra, ha spostato naturalmente Davide Costa, è una delle prime mosse, insomma, però la sta facendo dall'inizio della gara questa De Cecco. Giglio che finalmente prova a verticalizzare una palla, ci riesce anche molto bene, adesso dalla parte opposta ancora Giglio che è in area. Giglio cerca di girarsi ma viene bloccato dal suo diretto avversario che gli mette fuori palla, però c'è Tomadini che invece di metterla dentro fa arrabbiare il pubblico di fede portogruarese. Palla che viene ancora cercata di scodellare verso Giglio per Costa che invece va al tiro
più che un cross è risultato un tiro. Davide Costa, classe 2000, numero 7 del Portogruaro, palla che termina abbondantemente alta sul fondo e allora la riprende tra le mani al 37esimo minuto di gioco Cavarzan, pronto al rinvio lungo, ancora per Zanardo che spizza bene, due gli uomini, attenzione perché c'era Zamuner che attendeva l'arrivo del portiere Mason, che però sembrava proprio non essere interessato, palla che poteva essere più pericolosa ancora se ci avesse creduto di più. Replica immediata dalla parte opposta del campo per la fuga di De Anna, che ha cercato di colpire guadagnando solo il secondo calcio d'angolo. Scambio corto, De Anna Giglio che cerca di andarsene, viene bloccato da Velardi, evidentemente buonissimo il momento di forma e la giocata ottima di Velardi in questo match. Si è presentato molto molto bene, chiede scusa ai suoi compagni perché ha rischiato un pochino, però insomma motorino da una parte e dall'altra, dicevo in precedenza. È pronto Mason al rinvio lungo, classe 99, il portiere del Porto. Il rinvio, anzi scusatemi, questo è il portiere di casa che aveva pescato Vettoretto che ritorna a prendersi il pallone, va indietro ancora, poi brutta questa palla cercata da Casarotto, ma è altrettanto bene attento il giocatore biondo che ritorna da Cavarzan per ancora una palla perduta. Si inserisce tra le linee Giglio che prova ad andare al tiro, un tiro abbastanza pericoloso che sibila un paio di metri alla destra del palo della porta difesa da Cavarzan, che si era proteso comunque, palla che comunque era insidiosa. Giglio che attacca Velardi, deve provare ad incidere di più sul match. Giglio, l'ho detto in precedenza, ne ha tutte le possibilità per farlo. Vettoretto che risponde dalla parte opposta del campo. Vettoretto 1 contro 1, poi va dentro molto bene il giocatore numero 11 Selvestrel, un bel taglio per Selvestrel che porta a casa il primo calcio d'angolo della gara a favore della formazione di casa. Il Montello andrà alla battuta con Andrea Biondo alla battuta, tutti in area, ci sono fuori 3 maglie bianche, poi tutti dentro con un giocatore unico. Aveva tentato la deviazione, la spizzata Zanardo di testa, non è riuscito ad indirizzarla perché il tocco manda la palla ancora in calcio d'angolo, battuto corto questa volta, e allora Biondo che prova l'1 contro 1, poi ritorna indietro, va dalle parti di Casarotto che sventaglia su Velardi che si è piazzato sulla fascia destra del campo. Velardi che la mette dentro per Vettoretto, non riesce a prenderla. Sì, c'era il fuorigioco di Zanardo. Si alza prontamente la bandierina del signor Carraretto della sezione di Treviso, che ha visto il fuorigioco di rientro, in questo caso di Zanardo, che, scusate il gioco di parole, non ha fatto in tempo a rientrare per togliersi dal fuorigioco. Sventagliata lunga per trovare McCann che di petto la gira per Giglio, anticipato quasi, poi in seconda battuta arriva ancora la difesa del Montello che mette fuori questo pallone. Attenzione perché De Anna è un furetto, rischia, mette molto bene questa palla dentro, su cui escono ancora in perfetta sintonia e in perfetta autonomia di gioco. Vettoretto che voleva il fallo di mano, ma l'arbitro era completamente girato e tra l'altro coperto. Chi lo poteva vedere il fallo di mano era soltanto il guardialinee, che però non ha detto nulla e ha lasciato andare anche questa azione, dove hanno un pochino rischiato quelli della retroguardia di casa, con Cavarzan che adesso è pronto al rinvio. I 3 davanti ci sono, Zanardo che vorrebbe allontanare un pochino più sulla fascia Vettoretto, glielo sta dicendo, poi
dalla parte di Selvestrelle, sempre Zanardo a pigliarla, adesso bene in avanti questo pallone che invece non riesce a conquistare Vettoretto, peccato perché era una buona giocata, si era inserito bene anche un altro giocatore della retroguardia del Montello, era il numero 8 Bedin, cerca di andarsi a prendere il pallone ancora il Portogruaro, ci riesce ma poi spreca tutto, e vedete che c'è già un cambio nelle fila del Portogruaro, quindi qualcosa non piace a De Cecco oppure è un cambio per un infortunio. Vediamo se sarà così oppure c'è qualcosa che non lo soddisfa, e allora entra il numero 17, esce il numero 8 Scroccaro, quindi lascia il posto, esce dalla parte opposta alla tribuna, può farlo al 42esimo del primo tempo, fuori il numero 8 Scroccaro, dentro il numero abbiamo visto il numero 17, quindi il numero 17 è Camozzo che prende il posto di Scroccaro. Dunque mancano 3 minuti più eventuale recupero se ci sarà in questo cambio che è stato effettuato. Abbiamo visto, poi sto osservando il rientro piuttosto triste ed arrabbiato di Scroccaro, giù in fondo ha dato un pugno anche alla bandierina gialla del calcio d'angolo. Sto vedendo che cammina anche regolarmente, non mi pare un cambio per un problema fisico, è probabilmente un cambio perché ha visto che qualcosa oppure qualcosa non gli piaceva, e De Cecco cambia insomma il primo giocatore. Scroccaro lo fa al 42esimo del primo tempo inserendo per l'appunto Camozzo, vedremo se cambierà qualcosa. 3 minuti meno adesso, 2 al termine del primo tempo, con una bella gara, quella vista qui al Comunale di Volpago del Montello, tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto senza nessun problema. Tutte e due sono partite, soprattutto i padroni di casa, partiti a 1000 sull'acceleratore. Adesso vediamo se naturalmente questo ritmo sarà tenuto anche nei secondi 45 minuti di gioco. Velardi che va a prendersi l'ennesimo fallo. È difficile da controllare un uomo così, che non ti dà misure di dove possa essere, di dove può stare. Mi sono perso il rientro in panchina o direttamente negli spogliatoi invece di Scroccaro. Mi pare che sia, sì, è andato in panchina, si è seduto in panchina regolare. Penso non sia, ma lo chiederemo poi a De Cecco, penso non sia un cambio dovuto ad un incidente fisico per il giocatore, ma proprio per un fatto di sistemazione, di qualcosa che non piaceva al tecnico del Portogruaro. Fallo per proprio il numero 17 Camozzo, che mette a terra il suo diretto avversario, e allora il Montello può andare alla battuta con i suoi frombolieri che vanno a posizionarsi in mezzo all'area. Rimane fuori, l'ultimo uomo è Radu, pochino più avanti Casarotto e poi Velardi, solito, poi tutti dentro, palla che viene chiamata da Mason, il rinvio lungo di Mason, c'è solo però un giocatore, arriva il duplice fischio dell'arbitro, il signor Carrisi Roberto, che manda tutti negli spogliatoi con il risultato di 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Squadra in campo, sta per cominciare il secondo tempo della gara tra il Montello, padrone di casa, ed il Portogruaro. Risultato fermo ancora sullo 0-0 dopo 45 minuti di gioco, molto belli per quanto riguarda la formazione di casa, che ha giocato con l'acceleratore spinto dall'inizio alla fine dei 45 minuti di gioco. Direi un buon Montello, un Portogruaro invece un pochino in difficoltà, soprattutto parte intanto il secondo tempo, soprattutto vi dicevo nel trovare il bandolo della matassa sul gioco, sulle posizioni in campo, e in effetti a darmi ragione la mossa di De Cecco, che sostituisce al 42esimo del primo tempo Scroccaro inserendo il numero 17 Cammozzo. Lo abbiamo visto uscire piuttosto nervosamente e pensiamo che non sia stata una sostituzione per infortunio fisico, ma proprio per cercare di dare una scossa al gioco che non c'è stato per il primo tempo del Portogruaro. Un'altra persona e un altro giocatore, come ho sottolineato in precedenza, che è per il momento avulso dal gioco e fuori dal gioco è Giglio, che lì davanti sta gravitando in mezzo alle linee dove potrebbe trovare evidentemente spazio interessante, però non riesce ad avere palloni giocabili. Adesso lo vedo, a proposito di Giglio, piazzato un pochino più avanti. Vediamo se lo ha avanzato un po' oppure se rimarrà nella stessa posizione di prima. Buono l'intervento intanto di Battistonna a fermare il tentativo di ripartenza da parte dei padroni di casa. Ancora Tomadini che si getta sulla fascia destra del campo, e intanto anche Marchetti manda a scaldare 3 giocatori, tra cui Monteiro, il numero 15 Marco Vianello, altra vecchia conoscenza, vecchia tra virgolette, un bomber dei tempi migliori, che è a disposizione appunto di Marchetti come freccia nel proprio arco, e vedremo se troverà spazio appunto l'inserimento di questi giocatori, con Marchetti che sta dando indicazioni ai suoi giocatori per il posizionamento in campo. Ancora bene la difesa del Portogruaro, che riesce a conquistare palla con il numero 17 Camozzo, che perde anche una scarpetta, e allora si va dalle parti di Zamuner, che poi fa viaggiare ancora Tomadini, che sulla fascia ha fatto un po' di chilometri provando a spingere i suoi, però poi le azioni si sono tutte fermate, bloccate lì senza nulla di fatto. Un fallo di Zanardo, anzi a favore di Zanardo, perché fa arrabbiare un po' quelli del Portogruaro, perché il giocatore del Portogallo vorrebbe il gioco pericoloso, gamba tesa di Zanardo, invece ha dato l'ostruzione, il blocco del giocatore stesso. Si riprende con questo lancio oltre la metà campo per cercare e trovare il giocatore numero 8 che risponde al nome di Mattia Bedin. La sua girata poi non è riuscita, e allora ci pensa il solito Velardi a chiudere ogni varco, ogni buco, e ritornare a giocare dalle parti di Bressan, che cede palla per il proprio portiere Cavarzan, che va al rinvio lungo. Il tentativo riuscito del colpo di testa di Bedin per mettere in moto Paolo Zanardo, che non perde palla, poi ad occhi chiusi prova il numero ancora una volta Selvestrel, non ci riesce, ma a sostegno c'è tutto il Montello, che viene in avanti molto bene perché si sta muovendo bene tra le linee, e soprattutto con Vettoretto, che adesso viene dentro. Vettoretto la rimette 2 volte questa palla, poi la palla ha rimbalzato su di lui, è rimasta lì, non se n'è fatto nulla, ma ancora una volta pericolo, se vogliamo dire così, pericolo per questa azione del Montello, che gioca spostando avanti proprio tutta la linea. Quindi quando si sale con gli appoggi giusti. Era buono anche questo pallone in verticale di Mattia Bedin per cercare Vettoretto, che scivola all'ultimo e non riesce a fare quello che si era ripromesso di fare, cioè stoppare palla, girarsi e tentare il tiro. Spinge dalla parte opposta Dodorico,
con Paolo Zanardo che va a prendersi palla, voleva il tocco con la mano ma non è così, di Giglio che adesso prova a sventagliare dalla parte opposta, buono, mette giù per il numero 7 Costa che poi va al tiro ma innocuo, nessun problema per Cavarzan che in doppia presa fa sua la palla e allora attende la posizione dei suoi, è pronto il rinvio che effettua con i piedi ponendo la palla per terra. Ecco il rinvio lungo, 2 giocatori del Porto davanti a Vettoretto. Paolo Zanardo che ha arretrato un po' la sua posizione, bravo Velardi, Vettoretto ancora a sportellate con il suo diretto avversario, c'è dietro Bedin, molto bene, palla che non riesce ad arrivare su Silvestrel, Giglio che viene finalmente a prendersi la palla per entrare nel vivo del gioco ma poi si schianta contro il suo diretto avversario, palla che termina fuori, è fortunato l'arbitro, il guardialinee dice che è del Montello, secondo me no, però naturalmente noi ci fidiamo della terna, sempre Velardi, sempre lui portare avanti la palla, Giglio in 2 adesso, scivola, attenzione, un buco da parte della difesa, Macan, eccolo lì, c'è il fuorigioco del numero 10, c'è il fuorigioco di Giglio. Paradossalmente diciamo che se Giglio non fosse stato lì la palla forse sarebbe terminata dentro ugualmente, sarebbe stato gol valido. Sesto del secondo tempo, annullato il gol di Giglio su tiro, ottima conclusione di Macan. Palla che comunque termina in rete ma l'arbitro con l'aiuto del guardialinee dalla parte opposta alla tribuna, il signor Davide Carraretto di Treviso, dice che c'era il fuorigioco e quindi nulla di fatto per la formazione del Porto Gruaro. Se ne va Vettoretto, deve faticare più del dovuto il giocatore Dodorico per avere ragione di Vettoretto che è un cliente mica da ridere, perché classico giocatore che tiene palla, lotta fino all'ultimo, cerca di far giocare la squadra, cerca di farla salire e per il momento c'è riuscito in tutto e per tutto. Sul pallone c'è Biondo per il Montello, la formazione di casa che va al 7° minuto di gioco del secondo tempo alla battuta per cercare la deviazione in area, l'arbitro si raccomanda con tutti i giocatori, appena fuori dall'area c'è Velardi, buono il colpo tentato, la girata al volo di Zanardo che non arriva, però è ancora lì il Montello che va al tiro da circa 25 metri, il tiro al 7° minuto di gioco mi pare del numero 8 di Bedin che tira da fuori area e obbliga alla parata il portiere ma senza difficoltà alcuna, senza problemi, e quindi riprende a giocare ancora Camozzo che va su Zamuner che sventaglia bene dalle parti di Costa, torna indietro, Tomadini la deve mettere, in effetti è così ma c'è Velardi, non aveva fatto il conto di questo giocatore, c'è il fallo di Zanardo, sì, c'è il fallo di Zanardo in ripiegamento difensivo, stava cercando di andarsene, non ce l'ha fatta, adesso può ripartire. bravo Dodorico a mettere il fisico e a bloccare la ripartenza di Silvestrel. Alza lo sguardo, Giglio che viene a prendersi palla, poi indietro ancora per Camozzo, il sostituto di Scroccaro è lì a fare e a provare a dare qualche indicazione ai suoi, qualche giocata in più, buona
McCann che si alza, sempre pericoloso in area, Giglio d'esterno, la palla termina contro un giocatore di casa, palla che termina ancora fuori, il tentativo di rimettere dentro di De Anna il pallone per i suoi compagni non riesce, poi giù ancora lotta dura lì dalla parte di Vettoretto, questa volta l'arbitro lascia correre, dice che tutto è regolare, allora può riprendere a giocare Zamuner. Mi pare che il Portogruaro abbia deciso di stringere un pochino d'assedio il Montello che vi dicevo è partito fortissimo, ha fatto 45 minuti veramente fortissimi per quanto riguarda il ritmo. Adesso c'è da vedere se terrà naturalmente questo ritmo e queste giocate, vediamo. In avanti viene bloccato ancora, riparte il Porto con Giglio che va per le terre, c'è il fallo di Velardi, ancora la punizione a favore del Portogruaro, e comincia un po' di nervosismo anche adesso perché chiaramente Vettoretto di esperienza ne ha, si era messo in mezzo al pallone cercando di bloccare la giocata veloce del Portogruaro. In avanti con Dodorico, buono per De Anna, buono il taglio di McCann che si gira ma trova il giocatore in marcatura su di lui, perfetto. McCann non riesce a prenderla questa palla e allora ci va Costa indietro, tutto per Camozzo che fa disperare il pubblico di fede portogruarese in tribuna qui al Comunale di Volpago del Montello. Sostituzione, allora mi pare esca l'11, sì, esce l'11 Silvestrel ed entra il 14, quindi andiamo a vedere 10° minuto di gioco del secondo tempo, dentro il numero 14 Bettiol, fuori il numero 11 Silvestrel, quindi è una sostituzione, vedremo dove andrà a posizionarsi Bettiol. Marco Bettiol è un 2000, manda Marchetti un altro uomo a scaldarsi, mi pare anche Paolo Sartor va al riscaldamento. Ecco, si è posizionato in mezzo al campo il giocatore appena entrato, una scivolata di Bedin che va a colpire anche De Anna sicuramente, l'arbitro non fischia ed è bravissimo il giocatore del Montello a mettere palla in fallo laterale. Radu mi pare che si era accorto che il giocatore era rimasto per terra e allora ha fatto ricominciare, bravo McCann che ridà la palla a Radu che la mette in centro per i suoi difensori ma blocca tutto, ancora la formazione del Portogruaro che ha spostato leggermente un pochino il baricentro un pochino più avanti e sta dando qualche grattacapo alla compagine di Marchetti che è corso subito alla prima sostituzione e vedremo se andrà ancora a ripiegare e a sostituire qualche giocatore che, come vi dicevo in precedenza, ha fatto un primo tempo veramente a tutto gas. Butta una palla in avanti per il tentativo di spizzata riuscito di McCann, poi interviene bene Filippo Mognon che mette fuori, ancora Mognon lancia palla in avanti oltre la metà campo per cercare il solito Vettoretto che questa volta viene anticipato dal suo diretto avversario Velardi, palla tra i piedi del motorino del Montello che porta in avanti i suoi, c'è un uomo a terra, palla che va fuori e allora si riprenderà a giocare quando e se l'arbitro deciderà di fare entrare i sanitari, vediamo. Pare di no, pare che si riprenda e si possa rigiocare. A terra mi pareva Yuri Casarotto, sì, era lui il numero 7. Rinvio per la compagine di casa con Cavarzan. Ancora palla per terra con De Anna che prova ad infastidirlo. In avanti Vettoretto, colpo di testa non riuscito e allora si torna dalle parti di Tomadini sulla fascia destra del campo. Tomadini che va a pescare, lo trova bene McCann che viene a prendersi palla quasi a metà campo, poi va a complicarsi un pochino la vita lui, l'arbitro però gli dà ragione e guadagna un fallo prezioso. Bisogna posizionarsi davanti, però sono tutte girate le punte del Portogruaro
e allora spinge Dodorico sulla fascia sinistra del campo, meglio in questa seconda frazione di gioco ancora De Anna, l'1 contro 1, poi la palla gettata in mezzo è preda dei difensori del Montello, nulla da fare, cerca di giocarla a terra Casalotto, la perde però, attenzione con Bertoia che la scodella dalla parte opposta, c'è il colpo di testa interessante, buono del giocatore del Montello biondo, che poi con un po' di sufficienza va a rischiare ulteriormente, fortuna sua i suoi compagni riescono ad allontanare palla, adesso dovrebbe salire forse dalla parte opposta, persa ancora la palla con Casalotto che in azione difensiva va a riprendersela per ridarla a Biondo. Però vedete com'è cambiata la fisionomia della partita, no? Se nel primo tempo la gara la stava facendo e l'ha fatta il Montello, adesso sicuramente il Portogruaro è più vivo e più pimpante, palla fuori. È più vivo e più pimpante, vi dicevo, si arrabbia Zanardo con il suo giocatore. Altro cambio, arriva dalla panchina del Porto. Vediamo qual è la soluzione provata e tentata. Esce il numero 7 da De Cecco, che allora cambia Costa al 15° del secondo tempo ed inserisce il numero 18 Eros Pavan. Mi pare che non cambi nulla, più o meno i giocatori si equivalgono lì, è andato mezze punte, quindi è andato a posizionarsi sulla fascia destra del campo, dove c'era Costa e dove c'era appunto il numero 7 in precedenza per tutta la gara. Esce con palla al piede la formazione del Montello, cerca di girarsi Vettoretto in mezzo a un groviglio di uomini, poi Giglio si gira bene, adesso può puntare, viene in avanti, palla al piede, ancora fermato, questa volta però qualcosa di più ci ha messo il Portogruaro, adesso sta spingendo e vediamo cosa inventerà Marchetti, però attenzione anche alle invenzioni di Paolo Zanardo, era bella questa palla giocata in orizzontale per il numero 14 Bettiol, che stranamente non ce l'ha fatta a raggiungerla nonostante la freschezza, insomma, perché è appena entrato in campo, chiama palla Cavarzan, la fa sua e può ripartire con una rimessa in gioco delle sue, una di quelle lunghe, no, vengo smentito subito, prova a giocarla vicino a sé e allora il solito Velardi prova a verticalizzare velocemente, ma anche Zanardo viene sorpreso. Adesso c'è un po' di affaticamento per quanto riguarda soprattutto McCann, che cercava soprattutto le punte in questo caso, che hanno lavorato molto, quelle del Montello nella prima frazione di gioco. Velardi non sembra risentirne di questo ritmo e allora può ancora una volta tentare di giocarla palla al piede, palla persa ancora da Paolo Zanardo. Adesso deve salire la retroguardia di casa, altrimenti si trova nuovamente chiusa lì. Gioca Zamuner per il numero 17 Cammozzo, che va su Tomadini, mette dentro cercando ma non trovando McCann, aveva preso la palla De Anna, poi si è fatto fermare dall'1 contro 1 e nulla da fare, nulla di fatto. Riparte la formazione del Montello ancora una volta sulla fascia sinistra del campo con Vettoretto, buona questa giocata di Yuri Casalotto che va da Paolo Zanardo, palla indietro, doveva girarsi forse con Paolo Zanardo, ancora Casalotto che punta l'uomo, deve andare dentro anche se non c'è nessuno, però deve tirarseli. Adesso si sono allungate le squadre, o si è allungata il Montello, vedete, Vettoretto che prova, ha cercato di andare a mettere dentro questa palla, è sicuramente affaticata il Montello e si è un pochino allungata, come avete visto. Vettoretto era davanti e non aveva nessuno dei suoi compagni che avevano seguito questa azione, è andato sul fondo ma non c'era nessuno in mezzo.
replica la compagine ospite con il Portogruaro che porta avanti ancora i suoi giocatori, è il numero 18 Pavan che manovra sulla fascia destra del campo, ancora Pavan per Giglio, la palla non passa e la palla arriva su Vettoretto. Adesso ci sarà le solite sportellate, eccolo qui, e naturalmente il solito fischio a favore dell'attaccante in questo caso, che è un po' massacrato da Tergo dal difensore. Cambio ancora nel Portogruaro, pronto ad entrare in campo Facca. Marco Facca va a prendersi il posto di De Anna, un De Anna che sì, ha provato qualche suo scatto, ha provato qualche numero, però un po' sottotono anche lui, e allora dentro Facca con il numero 19 al posto di De Anna, mentre Marchetti mi pare abbia chiamato in panchina dopo il riscaldamento il giocatore numero 16 che è Monteiro, un classe 90, e vorrà probabilmente affidarsi a lui per vedere di velocizzare, per provare a vedere insomma di... Attenzione, questa palla che era anche buona, però è altrettanto buono il disimpegno difensivo della formazione del Portogruaro. Pallone che va in fallo laterale, lo rimetterà in gioco con le mani Davide Radu. La rimessa in gioco che arriva ancora sui piedi di Radu, buttata via questa palla, va a prendersela Pavan dalla parte opposta del campo sulla fascia destra, lo sovrappone Tomadini, ma Pavan torna indietro e va a riprendersi la sua posizione, e allora la palla che viene sventagliata dalla parte di Dodorico. Giglio, ancora Dodorico, vuole palla Giglio di nuovo, ma Dodorico non è di questo avviso, torna indietro per Battiston, Zamuner, Bertoia, Tomadini adesso prova a giocare, palla al piede il Portogruaro, questo secondo tempo decisamente meglio rispetto al primo, che pensiamo non sia piaciuto neanche al suo tecnico. Giglio aveva cercato il numero, ma troppo facile, letto subito, e il difensore ha avuto vita facile. Fallo per Paolo Zanardo che è abilissimo, e c'è l'ammonizione per il numero 6, mi pare Zamuner ammonito, e quindi è il secondo cartellino che capita sul taccuino, che viene segnalato sul taccuino appunto del signor Carrisi. Allora fuori anche Vettoretto per quanto riguarda il Montello, fuori Vettoretto e dentro il numero 16. Allora Vettoretto che ha spinto tanto, ha dato tanto in questo match, ha fatto veramente una bella partita, viene invitato ad accelerare il ritmo per uscire, però insomma giusti gli applausi anche per Vettoretto che esce dal campo proprio sotto la tribuna. Entra il numero 16 Monteiro, esce Vettoretto, cambia nulla o poco perché posizione va a riprendersela Monteiro. Non era particolarmente soddisfatto, a parte che i giocatori giustamente, insomma, nessuno vorrebbe mai essere cambiato, no? E la stretta di mano c'è stata con Marchetti, che ha spiegato a Vettoretto del perché lo ha tirato fuori. E Vettoretto sì vabbè, però non era molto molto contento di questa sostituzione, chiaramente. Giglio, sventagliata uguale a quella di poco fa, si impegna a prenderla e ce la fa Pavan, l'1 contro 1, però poi non ha ragione e lo vince il difensore del Montello, Velardi. Questo è uno sbaglio. Poi per fortuna del Montello c'è ancora Biondo che va a complicarsi ulteriormente la vita. Il rinvio con il colpo di testa sulla metà campo da parte della formazione del Portogruaro. C'è il fallo, dice l'arbitro, fallo fischiato a Bertoia. Velardi
Radu, Velardi ancora, mette dentro in verticale, va a prendersi il buon taglio Zanardo che non riesce però a conquistare la palla, peccato. Tomadini dalla parte opposta, parte destra del campo, spinge ancora il Porto Gruaro, spinge il Porto, viene in avanti con il numero 16. Vediamo se avevamo individuato 18. Il numero 18 era Pavan che si è piazzato lì sulla fascia destra del campo. Va al tiro ed è un tiro insidiosissimo dai 30-35 metri, scagliato dal numero 17. Tiro che sibila di poco a lato. Minuto 24esimo, il tiro del numero 17 Camozzo, che è andato a vicinissimo al gol. Attenzione, pericolo in area per il Montello, palla che viene messa fuori dalla difesa, poi aiutato dal centrocampo, ma riconquista palla Giglio ancora sulla fascia sinistra del campo, la scaraventa dentro, si ostruiscono in due, ma c'era anche un fallo e c'era un fallo di posizione da parte di Macan, mi pare, che sta dicendo al numero 18 suo compagno Eros Pavan di non andare nella sua stessa posizione. Infatti i due si erano trovati quasi sovrapposti e quindi la deviazione non è riuscita a farla perfetta e pulita Macan, anche se poi uno dei due poi era terminato in fuorigioco. Spizzata bella anche qui c'era il fuorigioco di Monteiro, bella però la spizzata di Zanardo che aveva provato e trovato questo lancio in verticale. In avanti ancora il Porto con Camozzo, che sicuramente è piaciuto di più di Scroccaro nel primo tempo. Ancora la manovra con Giglio, anche lui entrato un pochino più nel vivo in questo secondo tempo. Bertoia ha cercato il numero, riesce ugualmente per un rimbalzo, viene dentro Tomadini tutto veloce, c'è il rischio per il Montello di metterci una gamba e di provocare danni. Giglio che stoppa, va al tentativo di girata, vorrebbe qualcosa ma non c'è nulla perché si lascia andare. Zanardo invece guadagna il fallo, vedete, questa si chiama esperienza, questa si chiama tirar su la squadra, tenerla lì, farla rifiatare, insomma lui queste cose le sa da molto tempo, quindi complimenti a Paolo Zanardo che anche quest'anno qui a Montello sta facendo un buon campionato e sicuramente è uno dei giocatori, insomma, a cui Marchetti si affida in maniera più che positiva, più che efficace. Monteiro in fuorigioco, due palle lanciate per Monteiro, due fuorigiochi collezionati, iniziato nella maniera migliore. Monteiro deve stare un pochino attento alla linea del Porto Gruaro, che per il momento non ha avuto grosse difficoltà a marcare l'uomo. Indietro per Battistone Zamuner, lancio lungo, sventagliata ancora, Macan di testa, prova a trovare Giglio che non c'è, va per le terre, anzi Giglio è caduto da solo. Palla buona, non c'è fallo. Giglio che è caduto da solo dalla parte opposta, che poi ha guardato anche il guardialine, ma si è inciampato. Il rischio era che potesse aver messo male la caviglia, infatti sta un pochino zoppicando. Vediamo adesso, cerca di entrare ma non lo fa con la sagacia giusta il numero 19, cioè Facca, che aveva cercato di andarsene, poi il tentativo subito bloccato dal reparto difensivo del Montello. Con le mani il Montello per cercare di portarsi un pochino più avanti, anche se incomincia, come vi dicevo in precedenza, a macinare un pochino di gioco in più la formazione ospite. Con Tomadini sulla fascia di sua competenza prova a servire e ci riesce anche Pavan, che poi guadagna un fallo sempre sulla catena di destra.
Punizione che l'arbitro, il signor Roberto Carrisi della sezione di Padova, assegna al Portogruaro. Conta i 9:15 fatidici, mette in barriera 2 uomini Cavarzan per cercare di coprirsi questo lato. Insomma, sarà un cross, pensiamo, sarà un traversone per andare a servire le posizioni. Eccolo qui, è buona, era buona, perché c'è stato il tentativo di Facca di deviare questa palla su cross proveniente dalla destra, un colpo di testa tentato di Facca, parato dal portiere di casa senza grossi problemi. Zanardo in avanti per Casarotto che guarda la posizione dei suoi, poi manovra su Monteiro che va giù. L'arbitro dice che si può giocare, non c'è stato nulla. Giglio in mezzo al campo adesso, sventagliata per il giocatore era Pavan che correva qui sulla fascia, non è riuscito a servirlo bene però, ma altrettanto perde palla il nuovo entrato del Montello Bettiol, palla ricevuta al Portogruaro che adesso decisamente ha il gioco quantomeno in mano, ha il possesso palla. 30° minuto di gioco, 30 minuti, 15 al termine più eventuale recupero, e ce ne sarà perché sono già ben 5 cambi effettuati. Punizione per il Portogruaro, attenzione, una posizione rischiosa questa, con Giglio sul pallone, a fianco a lui c'è Camozzo ed è lo stesso Giglio, mi pare, che si incaricherà della battuta. Vediamo se andrà direttamente dalle parti di Cavarzan o proverà uno scambio con qualcuno. Anche in precedenza hanno tentato questo schema che però era finito non bene, e allora vediamo che cosa opta Giglio. Maglia granata, lo ricordo, il Portogruaro. Cavarzan ha posizionato 3 uomini in barriera. Giglio attende il fischio dell'arbitro che arriva, e allora si può battere tutti in linea. Va alla battuta Giglio, palla che termina sulla barriera, e Zanardo che la devia fuori. Deve salire adesso la formazione di casa, è rimasta schiacciata lì ancora una volta, e allora subisce questo tentativo di affondo da parte del Portogruaro. Palla che non viene toccata da nessuno, perché Radu dice che lui non l'ha proprio toccata e quindi nulla da fare, però pericolo in questo caso. Linea ancora una volta lenta ad alzarsi, con Cavarzan che è pronto al rinvio lungo oltre la metà campo. Solito rinvio, va a trovare il giocatore, in questo caso Monteiro, che è entrato così nel match, ma non tanto perché non si sta impegnando o cosa. Ha avuto 2 palle giocate in posizione di fuorigioco, un'altra palla con un fallo e un quarto pallone poi giocato così nel dimenticatoio. Attenzione, ancora un calcio d'angolo guadagnato dal Portogruaro, è il terzo calcio d'angolo per il Porto, 2 ne ha battuti il Montello. Cambio ancora nelle file del Portogruaro, altro uomo che va a rinforzare la pattuglia di De Cecco, e allora dentro il numero 20 Stefano Della Bianca, noto bomber della marca trevigiana. Esce Bertoia, e allora 32° del secondo tempo, fuori Bertoia, dentro il numero 20 Della Bianca, Stefano Della Bianca. Mettono un gigante lì davanti, attenzione, bocche da fuoco e possibilità di inventare qualcosa lì davanti. Sì, la palla è già uscita, alza la bandierina il guardialine. Della Bianca non capisce che cosa è successo, poi vede la bandierina alzata e capisce che il pallone era terminato
prima fuori. 33esimo minuto di gioco, risponde subito, mi pare con un altro cambio, anche la formazione di casa. Carlo Casagrande, DS della formazione del Montello, va al cambio, però non so se gli permettono di farlo adesso. No, c'è il rinvio, quindi lo si effettuerà dopo che la palla sarà uscita dal campo. Monteiro che non riesce a prenderla, Della Bianca che salta sopra di tutti, poi la palla viene gettata in avanti, un po' di confusione in questo rinvio, e allora eccolo il cambio per la compagine di casa. Entra il numero 13 Mazzaro ed esce, allora, dentro Mazzaro, fuori Radu. Fuori Radu, dentro Mazzaro. 34esimo del secondo tempo, quindi dentro il numero 13. Vediamo se cambia qualcosa nella posizione di questo giocatore. Quindi Radu era il terzino di fascia, vediamo se il numero 13 Mazzaro, che è un classe 2000, va a piazzarsi. È un cambio di under, vediamo se si piazza sulla stessa linea. In effetti è così, cambia nulla. Allora Marchetti cambia soltanto gli uomini, magari un pochino affaticato Radu. Adesso Monteiro finalmente la fa sua questa palla, prova a giocarsi l'1 contro 1, sceglie l'appoggio ancora per Mazzaro, che da dietro questo pallone va al tiro, bene il numero 7 Casarotto, palla che viene fermata però dal corpo di un giocatore del Portogruaro. Poi una sciocchezza, un tentativo di numero, un colpo di tacco di McCann che favorisce però la compagine di casa, che prende palla, poi però si sbaglia da una parte e dall'altra, comincia ad affiorare la stanchezza come vi dicevo in precedenza, ma c'è Velardi qui in mezzo che, guardate, tiene palla, guadagna il fallo, l'arbitro dice che ancora non c'è niente, 2 contro 1. Non si fischia, Velardi questa volta può recriminare qualcosa e quindi aveva cercato di ottenere fallo. McCann pure, si va indietro da Giglio che chiama e vuole Tomadini sulla sua fascia di competenza, sulla fascia destra del campo. Ancora un pallone scagliato in mezzo all'area per il tentativo di McCann di colpirla. Vorrebbe il fallo McCann, ma non c'è nulla. Palla che termina in fallo laterale, ammonito McCann tra l'altro. Eccolo lì. Allora McCann ammonito. Per proteste. Aveva cercato naturalmente di perorare la propria causa, però la palla era volata via, imprendibile. Giglio ancora indietro, si rigioca ancora con la coppia centrale Battiston-Zamuner, si va su Tomadini che ha fatto la fascia diverse volte, e adesso Bressan per questa palla. È buono l'inserimento, ma esce bene sul numero 18, su Pavan, esce molto bene a terra il portiere, si fa anche male. Buona l'azione sviluppata sulla fascia destra del campo con Tomadini che ha dato palla al numero 18 Pavan, che poi si è scontrato con il tentativo di deviazione verso la rete al 37esimo minuto del secondo tempo. Ancora un pericolo per la formazione di casa. 8 al termine più eventuale recupero, sono 6 cambi, quindi saremmo sull'ordine dei 3 minuti, 2 o 3 minuti insomma di allungamento del 90esimo. Zanardo spizza di testa molto bene, un colpo sulla nuca, va a terra Zanardo e l'arbitro in effetti ha visto il colpo in testa, si ferma. Colpo in testa anche per sì, probabilmente c'è del sangue, perché l'arbitro ha chiamato subito l'intervento del massaggiatore che sta arrivando. C'era a terra anche Tomadini con la fronte, si teneva la fronte, speriamo non sia nulla di
solo acqua in testa di Zanardo, e allora abbiamo esagerato un pochino. Comunque il colpo alla testa è sempre pericoloso, e quindi gioco fermo. Vediamo. No, forse no, in effetti entra. No, poi ritorna indietro. Avevano chiamato il dottore, penso, perché ci sarà un taglietto, ci sarà qualcosa a questo punto. In effetti il dottore parte dalla parte opposta, andrà, o metteranno un turbante, qualcosa, perché c'è del sangue, mi confermano dalle nostre immagini, quindi vediamo se poi Marchetti effettuerà il cambio, perché insomma giocarsi gli ultimi minuti della gara in 10 uomini, 39esimo, quasi 40esimo cambio, e in effetti vuole il cambio, lo comunicano dalla parte opposta alla tribuna, quindi cambio con Marchetti. Attenzione che è buona questa volta, ha giocato sul filo del fuorigioco Monteiro che tiene palla, poi si fa rimontare, palla che non è stata giocata bene dal giocatore di Marchetti. E adesso c'è il cambio, arriva il direttore sportivo Carlo Casagrande a chiamare l'assistente. 40esimo minuto di gioco, fuori Zanardo, quindi 40esimo del secondo tempo, fuori Zanardo, dentro il numero 17. Allora entra Ghansane Abdul Karim, classe 98, va a dare il suo aiuto in questi ultimi minuti di gioco di una gara che c'è stato un primo tempo molto bello da parte della formazione di casa del Montello, che ha giocato veramente con l'acceleratore sempre abbassato. Nel secondo tempo qualcosa in più l'ha fatto il Portogruaro, pur non... Attenzione della Bianca, perché lì il bomber, si vede, si era presentato subito lì davanti, poi c'è stato lo sbaglio, però ancora il Portogruaro. Attenzione all'assedio del Porto, mette dentro questa palla, il colpo di testa di Della Bianca, Della Bianca che fa gridare al gol quasi i sostenitori del Portogruaro. 41esimo minuto di gioco con colpo di testa di Della Bianca che viene bloccato da Cavarzan. Squadre che sono stanche, ma ne ha di più, mi pare, il Portogruaro. Adesso è stato sfortunato il Porto, perché il rinvio che sarebbe andato in calcio d'angolo ha toccato un giocatore del Porto, e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo da parte del solito Cavarzan, che si prende tutto il tempo necessario. Rinvio lungo oltre la metà campo, Monteiro cerca di prendersela questa palla, forse doveva andare a terra, come si era sentito trascinare dietro da Zamuner, così non ha fatto, e allora la palla è ancora tra i piedi del Portogruaro, con McCann che esce, perde palla, si arrabbia, ma deve stare attento, perché e qui c'era forse il fallo da parte del numero 19. Attenzione con queste giocate piuttosto rischiose lì all'altezza della area di rigore del Montello. L'arbitro ha lasciato correre, ha fatto più che bene. Marchetti che si arrabbia con i suoi giocatori, vuole la posizione, vuole tenere la posizione in questi ultimi minuti. Cavarzan va al rinvio mentre sta rientrando attraverso la pista di atletica, anche fuorigioco di Monteiro, che l'arbitro segnala, che il guardialine segnala, ma l'arbitro lascia correre, lascia andare. Mancano pochi minuti, andiamo a scoprirlo sul nostro Chrono Quartz. 42 e 57, 3 minuti di gioco più eventuale recupero qui al Volpago del Montello. Sta rientrando Zanardo, che si gratta la nuca, la parte posteriore. Attenzione
3 uomini intorno al giocatore del Portogruaro. Parte Gansane, attenzione che ha un'ottima velocità questo giocatore, poi però si fa buggerare dal ritorno bravo di Giglio. C'è il colpo con il braccio da parte di Gansane e allora 43esimo minuto di gioco, 0-0 il risultato qui al Comunale di Volpago del Montello, dove il Portogruaro ha provato per questi 45 minuti di gioco del secondo tempo a portarsi decisamente più avanti e l'ha anche fatto. Attenzione adesso, mette dentro questa palla, c'è Della Bianca che è lì, è il gigante per cui si sta lavorando in questi ultimi minuti da parte di De Cecco. Il suggerimento: 6 minuti di recupero, vediamo se ho letto bene. L'aveva toccata Della Bianca, vediamo quanti sono i minuti di recupero della gara. Calcio d'angolo, è il quarto calcio d'angolo per il Portogruaro e allora si alzano anche gli incitamenti dei tifosi del Portogruaro. Porto batte Camozzo che è entrato bene nel secondo tempo al posto di Scroccaro. Mamma mia, uscita a vuoto di Cavarzan e il colpo di testa non sappiamo di chi di Della Bianca, ho paura di no, però poi lo scopriremo solo vivendo, come diceva il titolo di una canzone. 45esimo minuto di gioco, paura per il Montello con questo colpo di testa che ha colpito la base del palo. 5 minuti di recupero intanto. 5 minuti di recupero nel secondo tempo. E allora si giocherà fino al 50esimo minuto di gioco. Della Bianca le prende tutte lui. In questo momento è sicuramente lo spauracchio lì davanti per gli uomini di Marchetti, che adesso vuole tenere il pallone il più lontano possibile dalle sgrinfie Della Bianca, perché potrebbe fare male veramente. Monteiro non ne tiene una, ancora in avanti con Gansane che cerca di andarsela a prendere. Casarotto in pressing dalla parte opposta, ancora Casarotto che corre su tutte le palle, colpo di testa bene, poi bravo per questa girata McCann al volo, attenzione, lotta bene, la tiene, la mette dentro il numero 3 Dodorico, attenzione che riparte ancora, bisogna stare attenti a questi tentativi e soprattutto con il tentativo di andare al tiro ci mette un piede Minen per quanto riguarda, butta dentro questo pallone, ancora lui, ancora Della Bianca che le ha prese tutte da quando è entrato. E Cavarzan ha allargato le braccia, dice ragazzi cerchiamo di tenere su questa palla. In effetti Marchetti sta urlando a squarciagola al suo giocatore che lo vuole qui sulla fascia dove poter provare a giocare. La palla arriva in effetti lì dove diceva Gansane, la prolunga, ma Monteiro ha difficoltà, va in pressing. Monteiro stava per completare, Mason stava per fare un disastro. Sì, c'è il fallo, ma è l'unica cosa che puoi fare, insomma, da quella posizione lì. Si batte da lì, dice l'arbitro, che ha arbitrato decisamente bene, non si è fatta scappare la partita, ha tenuto, ha fatto. Qui Cavarzan aveva accennato l'uscita, poi si è accorto che il pallone era un pochino troppo corto ed è rimasto in porta, però il Porto è lì davanti a tutti ancora
il colpo di testa, questa volta di un giocatore del Montello, assegna il quinto calcio d'angolo per la formazione di De Cecco, che prova il forcing finale. 48esimo minuto di gioco, ancora la battuta Camozzo la mette dentro, colpo di testa, botta sicura di McCann, questa volta è uno sbaglio di McCann. Colpo di testa che avrebbe meritato sicuramente lo specchio della porta al 48esimo, fuori di parecchio, è uno sbaglio, un errore importante per un giocatore come lui. Palla che va sulla fascia dove la vuole Marchetti, ma Monteiro non la tiene, scivola a terra, chiama ancora i suoi difensori ad uno sforzo finale. Il Gansane che se ne va, Gansane che prova ad andarsene, viene bloccato da Giglio in fase di ripiegamento difensivo. Bene, Battistoni indietro per Mason, lancia in avanti McCann con un braccio, ma l'arbitro lascia correre, la butta via il più lontano possibile. Attenzione a Monteiro, c'è Dodorico, la scaraventa in avanti, Della Bianca, chiaro che la fa sua, la spizzata per McCann, poi Della Bianca si butta in mezzo, la tiene lì McCann, anzi Della Bianca, c'è il fallo che vorrebbe Della Bianca, invece l'arbitro dà il fallo contro, ne approfitta per respirare un pochino. Chiamano il massaggiatore. Ci sono da giocare i 5 minuti di recupero, vediamo, sarebbero scaduti, qualcosa recupererà sicuramente il signor Carrisi di Padova. Mi pare che voglia fare un altro cambio proprio per la sostituzione di Casarotto, che è rimasto a terra. Beh, è chiaro che insomma è un po' a favore della formazione di casa, no? Questo rallentamento di gioco, pressione piuttosto alta, piuttosto pesante del Portogruaro in questi ultimi minuti finali. Allora c'è il cambio che avviene, fuori Casarotto al 50esimo del secondo tempo, dentro il numero 18. Vediamo se sarà così, se sarà confermato Paolo Sartor. Si esce Casarotto che si tiene il volto ed entra il numero 18 Paolo Sartor, quindi eccolo qui, entra in campo. Rientra anche Vianello, che si stava continuando a riscaldare, ma 5 sono i cambi effettuati e per Vianello l'entrata sarà nella prossima gara. E allora ci sarà da recuperare qualche cosina, vediamo cosa recupera l'arbitro. Sicuramente più di 30 secondi, 40 secondi, ci sarà un altro minuto, insomma, diciamo così, da giocare. Bisogna tenere la palla più distante possibile, quello che vuole Marchetti. Velardi, la palla gli rimbalza contro, aveva fatto tutto bene, poi Velardi è costretto ancora a fare un surplus di lavoro, va su Giglio si ferma, sventaglia dalla parte opposta ancora per trovare un suo compagno di squadra pronto ad andare dentro, 1 contro 1, ancora un tiro sbagliatissimo di Pavan che termina altissimo sopra la traversa e della porta difesa da Cavarzan. Con i tiri oggi il Portogruaro non ha fatto proprio centro e quindi palle gettate tutte altissime sopra la traversa e la porta di Cavarzan, che si prende tutto il immaginabile tempo necessario per questo rinvio oltre la metà campo. Poi il colpo di testa ancora del Porto, che bravo con il corpo, aveva fatto tutto bene, poi McCann che stoppa di petto, ma arriva Gansane che gli ruba la palla e allora Monteiro, che è dietro al difensore, non può prenderla mai da lì, però guadagna la rimessa in gioco con le mani il giocatore Monteiro del Montello, e allora arriva a sostegno il giocatore
Monteiro cerca di girarsi, ancora se ne va dentro, però rifiuta di mettere dentro questo pallone, lo gioca ancora lì sulla fascia, adesso lo mette dentro, però c'è Tomadini che di petto, anzi di testa la dà su Gansane che si invola, Gansane, attenzione, Tomadini che blocca tutto, Velardi che mette giù la palla, ma arriva il fischio dell'arbitro e il volo è inutile di Mason sul tiro di Velardi, forse una delle cose tanto belle che ha fatto il giocatore, perché ha dato veramente tutto. 0-0 qui a Volpago del Montello tra Montello e Portogruaro, è stata una bella partita. Non so cosa protesti Cavarzan in confronti dell'arbitro. È stata una bella partita, bella per 45 minuti decisamente per il Montello, altrettanto buona per i 45 minuti del secondo tempo per il Portogruaro, da cui comunque ci aspettavamo qualcosina in più. È tutto per il momento, linea definitivamente alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.